Si saprà domenica quando gli agricoltori italiani entreranno a Roma. Una protesta diversa rispetto a quella violenta di Bruxelles. In questo caso i trattori si ammasseranno attorno alla capitale ma non porteranno i manifestanti davanti a Montecitorio. A comunicarlo Danilo Cavani del GRA, Gruppo Agricoltori Traditi, che sottolinea come questa azione sia frutto di un governo che non ascolta e delle organizzazioni che non li rappresentano più. Gli risponde Cristiano Fini, numero uno di CIA, Agricoltori Italiani. Noi rispondiamo che C Agricoltori Italiani è scesa in piazza il 26 di ottobre per denunciare una situazione drammatica dell'agricoltura. Non solo, abbiamo anche avanzato delle proposte alla politica in maniera molto ferma e decisa. La rappresentanza agricola comunque abbia il compito e il dovere di portare avanti le istanze nelle sedi istituzionali, sì, con maggiore decisione, ma portandole in quelle sedi perché abbiamo bisogno veramente di portare a casa dei risultati. Questo mentre in Veneto si registrano dati preoccupanti sia sulla superficie lavorata che sulla produzione agricola per frutta e verdura. Per esempio la patata ha perso quasi il 14% della superficie veneta dedicata, il radicchio oltre il 20% in meno di campi coltivati, così come le fragole, meloni, fino ad arrivare all'aglio che ha perso quasi un quarto dei terreni dedicati. Peggio va la produzione penalizzata dai cambiamenti climatici, quasi dimezzata la produzione veneta di kiwi e di pesche, calano anche le olive, le ciliegie e le mele, ma il dato più sconfortante riguarda le pere, con una produzione crollata di quasi l'84%. Dati che fanno dire a Nicola Dell'Acqua, direttore di Veneto Agricoltura. La terra ha bisogno di essere investita, cioè noi dobbiamo investire sul territorio. Non possiamo dire come invece purtroppo negli ultimi 20 anni ha fatto la Comunità Europea, ti pago anche per non coltivare. Questo sta diventando un problema. Capisco il principio è quello di cercare di mantenere i prezzi elevati. Però dall'altra parte l'abbandono del terreno da parte degli agricoltori è mancanza di presidio sul territorio. Quindi la prospettiva per la prossima annata agraria sarà prezzi più alti sia per il produttore di energia, fertilizzanti e trattamenti che di prodotto al consumatore che sta già trovando frutta e verdura importata e da cittadino vede aziende a rischio chiusura e soprattutto in montagna maggiori problemi di tenuta idrogeologica. Se all'agricoltore lo paghi per abbandonarlo il terreno, non c'è nessuno che lo tiene e lo mantiene.